partita più sentita del campionato, quella del Pala 7 Infinity di Gorgonzola. Buongiorno e buon futsal a tutti da Peppe Di Giovanni, che vi racconterà kick-off Ternana di rincalzo, quella per ottenere l'ottavo posto. Mamma mia, ma che gol ha fatto Angela Roda Aguilera! Un colpo da biliardo, un tocco da manuale. Ternana in vantaggio a 1,47, 1-0. E poi Belli. Insiste Belli che scarica il destro con una deviazione ed esulta come sempre, come CR7. Gol importantissimo per Federica Belli, 1-1. Lusileia però è un valore aggiunto. Tampa, recupero fantastico di Tampa che finisce fino a casa base e riporta in vantaggio la Ternana a 6-9 dall'inizio della partita. Dura pochissimo il pari della kick-off. Che progressione e che forza da parte di Lediani. Marco Len, Tampa 2-1. Questa squadra è del campionato. Ancora una volta Vieira! Un capolavoro di Sofia Vieira! Triplo scambio con Deborah Manin. C'è poco da fare, queste sono come Kobe e Shaq. 2-2. Mentre qui prova a calciare Tampa, è ancora uno schema. Vanessa col sinistro, che palo di Vanessa Pereira. Altra grandissima occasione, stavolta per la Ternana. Assiste per Angela Roda Aguilera, ancora Vanessa, trova bene Tampa che libera il destro! Un altro grandissimo gol con un colpo da biliardo di Lediana, Marcolan, Tampa 3-2. Davanti ovviamente a Salinetti, Vanin! Traversazza Salinetti! Un miracolo pazzesco! Dopo 9 secondi! Ma cosa ha preso Chiara Salinetti con la mano? Vuole ripartire la Ternana, l'intervento di Angelica Di Biase. La palla per Nona! Ma che rovesciata ha fatto! Nona Navarro Saez, che si va a iscrivere all'album delle figurine Panini. Standing ovation al Pala 7 Infinity di Gorgonzola. 3-3. Per Viera una grande palla, palo pieno di Sofia Viera. Guti ancora per Viera che vuole ridarla a Guti, invenzione di Vanin che ha voluto questo gol e ora chiama la torsida. Sorpasso kick-off per la prima volta nella partita. 4-3. In campo con il numero 55, Angela è già in campo, eccola che calcia Di Biase. Di Biase, che parata per Vanessa, converge, rientra, la fermano in due, ripartono Belli e Azza sovrappone, Belli la pilota, libera il sinistro, ancora un tocco rischiosissimo, Nona, sotto le gambe di Salinetti, frittata di Vanessa in appoggio. 5-3 nella kick-off, prima con la classe, poi con l'astuzia. Nona Navarro Saez, 5-3. Passare, ma c'è Angela, la palla sbuca su Tampa che poi sbaglia dopo aver fatto sedere Deborah Manin, centrando in pieno Angelica Di Biase. Da Tampa Bettioli e Angela dentro per Lusileia, la palla è entrata. Gol della Ternana che accorcia con Lusileia. Nuovamente il portiere in movimento. Lusileia, 3 contro 2, apre tutto per Bettioli! 3 contro 2 il pareggio della Ternana con Bettioli da 5-3 a 5-5. Su Nona Navarro Saez, cerca e trova Vanin, grande aggancio di Vanin che rientra Vanin! Mamma mia, cosa ha preso Salinetti? Ma cosa ha preso Salinetti? Parata folle di Salinetti. Angelica, per un portiere queste partite forse sono meglio perché avete giocato tutto il campionato in attacco, oggi avete difeso molto e tu hai tirato fuori almeno 3 o 4 parate decisive. Sì, ci sono anche queste partite dove c'hai degli avversari come la Ternana che arrivano anche loro in porta. Abbiamo subito parecchio e infatti purtroppo ci sono stati anche 5 gol che sono un po' tanti, però ci sta. E infatti uno forse in dubbio, però niente, capitano anche queste partite e sono belle da giocare.
Abbiamo detto che serviva proprio la VAR per capire se questa palla era entrata, però tu forse meglio della VAR ce lo puoi chiarire questo episodio. Io sono sincera, se fosse entrata l'avrei detto tranquillamente. La palla non era entrata del tutto. Per me se è gol deve entrare del tutto, se non mi sbaglio la palla. Quindi era ancora sulla linea, però l'arbitro ha deciso così, pazienza. Diciamo che forse questo risultato ora al giorno d'oggi non va a intaccare più di tanto la classifica, però ci sarebbe tanto piaciuto vincere contro una squadra come la Ternana. Al di là, Carmen, dell'episodio del gol, il pareggio ci è sembrato tutto sommato giusto. Una partita bellissima che i nostri studenti hanno definito come di fatto è sempre una finale scudetto fra Kick-Off e Ternana. Sì, è stata una partita molto bella da vedere, sono contenta che sta mia mamma che è venuta. Come si chiama la signora? Salutiamola. Carmen anche. Anche Carmen, fantasia in famiglia. Io Carmen Delia. Ah, ok. E niente, quindi sono molto contenta, è stata una partita, come ho detto, bellissima. E è vero che quel gol non era entrato, perché io sono testigo, ero di fianco, eppure una delle avversarie, non voglio dire il nome, ha detto che non era gol nemmeno, quindi vabbè. È andata così, è giusto così perché anche loro hanno meritato, quindi un pareggio sembra una cosa anche giusta. Dai. Da giocatrici che ne avete viste tante nella vostra carriera, una rovesciata come quella di Nona, l'avevate mai vista? Chiedo a tutte e due, inizio da te Angelica. Nel femminile forse ancora no, se non mi sbaglio. Ha fatto un gran gol e sono tanto contenta per lei e se lo merita. Io che te devo dire, io non è solo di Nona le rovesciate, Nona è fantastica, a me piace tantissimo. Adesso altra partita importantissima per voi sul campo dello Stat, che ieri ha perso con il Cagliari, però questa regular season io non voglio dire che è in tasca perché ci sono avversari comunque vicine, questo pareggio potrebbe riportare quasi a contatto Salinis, Montesilvano, però vi state togliendo degli scogli importanti in questo girone di ritorno. Sì, assolutamente, sta andando abbastanza bene. Siamo partiti bene, diciamo. Oddio, qualche partita siamo calate tanto, tipo Salinis, è stato un grande passo falso, però comunque diciamo che. C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Sì, dà fastidio sempre. Parliamo di Federica Belli che non è inquadrata, dicevi? E niente, sta andando abbastanza bene, speriamo di continuare su questa strada, ma non ora, soprattutto nei playoff più in là. Carmen, vuoi fare un saluto a tua mamma che è qui dietro? Sì, certo. Ciao mamma. Facciamo vedere la signora, la mamma di Carmen. Signora, questa grinta l'hai presa da lei in campo, che io te lo chiedo sempre. Quindi Sì. è tutto merito della mamma. È tutto merito della mamma, sempre. Mia mamma. Anche Angelica saluta la mamma e allora un augurio a tutte le mamme e grazie mille a Carmen Guti e a Angelica Di Biase.